Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento, il primo del 2015 con 5 News, il programma che vi racconta le 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. Alla numero 5 troviamo una notizia che arriva da Cison di Valmarino, dove neanche la neve ha fermato il trail del ricordo, 18 km con 1200 metri di dislivello, in memoria di Stefano Michelutto. Alla numero 4 troviamo il quadretto di continuità familiare inviatoci da 4 nostri lettori: Mattia, Pietro Innocente, Giuseppe e Nicola. La famiglia De Faveri, i Bodola, in 4 generazioni. La terza notizia più cliccata della settimana arriva da Parra di Soligo, dove nonostante le festività sono continuati raid e furti ad opera di ladri professionisti. Alla numero 2 troviamo la notizia della morte di Angela Bacchetto, moglie dell'ex calciatore Jarno Feltrin, spentasi a soli 38 anni a causa di un tumore al cervello. La notizia più cliccata della settimana arriva da Miane e racconta dell'avvistamento dell'anziana signora scomparsa il primo giorno dell'anno, fortunatamente ritrovata viva in un bosco, non lontano da casa.